Parlare di ultima spiaggia potrebbe sembrare eccessivo, ma l'impressione è che oggi queste due squadre si giochino una fetta molto importante del proprio destino. È davvero forte la vittoria, d'altronde manca entrambe dal 15 ottobre e la classifica adesso fa paura. Appassionati di futsal, buon pomeriggio da Antonio Iozzo, questo è il Palanselmi, questa è Real Fabrica Saints Milano, 16ª giornata del girone A di Serie A2 Elite. Fischietto in bocca, si comincia, primo possesso a favore dei Saints che provano con questo tocco di Mateus. Sanchez, Solosi di nuovo con i piedi, questa volta il lancio alto, preciso per Mateus che di testa non trova la porta. Marazzi, profondità, Mateus, controllo elegante, poi Marazzi davanti a Relandini, sblocca il match, Milano avanti 1-0 sul campo del Fabrica dopo 2,52. Vediamo come reagisce il Real, subito sotto nel punteggio. Stentella, Frigerio con il destro questa volta. Sampaio, Milani, buon pallone in avanti, poi Sampaio, grande riflesso di Relandini. Stentella si è allargato sulla destra, cerca il pallone in avanti, idea sofisticata, può ripartire il Milano che però sbaglia a sua volta. Allora Frigerio, Triglia, calcia! Frigerio di prima, pallone interessante per Triglia che ancora non si è acceso quest'oggi. De Betio, calcia, Solosi in corner. Recupera Triglia, poi Martinez, il salvataggio sulla linea, che occasione! De Stefano, Sampaio di prima, recupera Triglia che punta, Triglia calcia! Triglia fa esplodere il Palanselmi, 1-1 con il 16° centro in campionato di Mattia Triglia. 16 gol come il numero che ha sulla schiena, è lui il fenomeno del Real. 1-1. De Stefano di prima, Sampaio, Sanchez, Mateus, può puntare sulla sinistra Stentella, se ne va Mateus, conclusione chirurgica, torna immediatamente avanti il Milano, 2-1 dopo 10 minuti e 3 secondi. Meno di 10 secondi, Sbarra 1 contro 1, Sbarra vince un rimpallo, Triglia davanti al portiere, non sbaglia mai Mattia Triglia, doppietta del 16, 2-2 Real a 3 secondi dall'intervallo. Fischietto in bocca, tutto pronto, si riparte. Triglia per De Betio, Martinez che adesso andrà anche a battere il corner a favore del Real. Pronto Martinez, tocca all'indietro, De Betio calcia, Solosi si esalta, che ricomincia da Solosi, aggredito da Martinez, testa di Stentella, Milani, che conclusione al volo del capitano, si prende il corner il capitano del Real. Pronto il 20, Martinez all'indietro, Vega, controllo e destro, Solosi vola, Frigerio, giocata, saltato Sampaio, Frigerio con il motorino, Frigerio, Solosi e poi Mateus. Rimessa laterale per i Saints quando siamo vicini all'ultimo quarto di gara, 10:58 alla fine. Pallone per Milani, mancino magico del capitano, Saints avanti per la terza volta in questo match, 3-2. Marazzi carica il destro, non trova la porta. Sampaio sulla destra per Milani, se ne va Milani, Milani davanti a Relandini, lo grazia così, cestinando la palla del +2. Triglia vuole puntare, Triglia da solo, Triglia finta al destro, lo prova in un secondo momento prendendosi il calcio d'angolo, sempre Vega, Frigerio in mezzo, adesso di nuovo Triglia, Frigerio prepara il destro, lo prova, arriva il gol, arriva il pareggio, un flipper impazzito che punisce il Milano, 3-3 a 1:37 dalla fine. Momento chiave, Frigerio
rincorsa a destro, pallone sul palo, finisce qui al Pala Anselmi. 3-3.